Io penso che per tutti i lavoratori, ma ancora di più per i giovani e per le lavoratrici, ci sia la necessità di ridare dignità al lavoro. I dati che abbiamo anche a livello locale sono che un lavoratore su 4, pur percependo uno stipendio, è sotto soglia di povertà. Questa cosa non è più ammissibile. Il primo confronto pubblico è a Palazzo dei 300, alla loggia, organizzato dalla CGIL. Le domande poste ai candidati in lista fatte da lavoratori trevigiani delegati a rappresentare i problemi del territorio. Invitate tutte le coalizioni, assente, in parte giustificata, una buona parte del centrodestra, rappresentato ieri soltanto dal candidato di Noi Moderati, il presidente di Veneto Imprese Unite, Andrea Penso Aiello. Chiediamo a chi verrà eletto di tener conto del ruolo del lavoro, del ruolo dei lavoratori e soprattutto chiediamo che ci sia una redistribuzione più seria, più equa delle risorse che il Paese accumula ogni volta che si va a parlare di finanziaria. Presenti Piero Fassino per il PD con Rachele Scarpa, Flavio Baldane e Maurizio Mestriner per il Movimento 5 Stelle, Alessandra Nava per il Terzo Polo di Calenda, Gabriele Zanella e Alberto Cocco di Unione Popolare, Luigi Calesso e Stefano Dall'Agata di Verdi e Sinistra.